Passiamo adesso alla politica. Oggi ospite nella consueta rubrica PD Informa il dottor Andrea Cereser, candidato sindaco per il Partito Democratico Sandonatese. Siamo qui alla sede del Partito Democratico Sandonatese con il dottor Cereser, candidato sindaco a Sandona di Piave. Dottor Cereser, parliamo delle primarie, ci può lasciare un commento dopo questo secondo turno, dopo la vittoria di Bersani? Sì, secondo me questo è il risultato più grosso che abbiamo ottenuto. In mesi in cui si pensava che la gente ormai fosse disaffezionata rispetto alla politica, se non anche ostile, essere riusciti a portare quasi 2000 persone, 2000 sandonatesi fuori di casa in giornate anche con tempo inclemente, secondo noi è stato un grande risultato, che dimostra la tensione e la voglia della gente di comunque partecipare alla gestione di Sandonà, alla gestione della cosa pubblica, attraverso un gesto semplice come la partecipazione per la scelta di un Presidente del Consiglio. A proposito della città di Sandona di Piave, come imposterete la vostra campagna elettorale? Voi siete stati i primi a presentare un candidato sindaco. Sì, per noi un principio e un valore importante è quello della chiarezza e della trasparenza. Il fatto di essere usciti ormai 2 mesi fa con la scelta del candidato sindaco va in questa direzione e quindi cerchiamo di fare sintesi su idee che abbiamo maturato in questi anni di opposizione e di proposta. Metteremo a disposizione delle persone le nostre idee perché possano essere ulteriormente migliorate e in questo modo crediamo di dare un segnale appunto in direzione della partecipazione e della chiarezza, diversamente da quello che accade in altri schieramenti dove ancora sono molto preoccupati di quelle che saranno le alleanze. In che modo state cercando di rinnovarvi? Quali sono i punti forti che proporrete? Sicuramente il tema della sostenibilità economica, della sostenibilità sociale e questo è uno dei punti secondo noi importanti perché intendiamo che tutte le proposte da farsi adesso devono essere pensate con i piedi per terra e quindi devono tener conto di un contesto che è molto diverso rispetto a quello di pochi anni fa, fatto di idee che possano poi trovare una concretezza e che partano soprattutto da quelli che sono i bisogni di questo tempo che sono diversi da quelli che si conoscevano in momenti appunto non di crisi come l'attuale. Sicuramente per noi è importante privilegiare la creazione di relazioni tra l'amministrazione e le persone, di relazione tra l'amministrazione e i gruppi, da quelli economici a quelli associativi, di volontariato o altro, che solo se riescono a lavorare in sinergia verso un obiettivo comune potranno massimizzare le risorse che ci sono, che prima che essere risorse economiche sono risorse di competenza, e cioè risorse umane. La sostenibilità può essere accostata all'occupazione, la green economy può essere effettivamente uno spunto per uscire da questa crisi? Sicuramente lo è e lo dovrà essere, soprattutto per Sandonà che ha avuto come motore dell'economia tutto il comparto legato all'edilizia, che ha vissuto momenti di crisi, ma che ha davanti a sé un grande compito, e cioè quello di valorizzare, ristrutturare, riqualificare tutto il patrimonio edilizio esistente. Noi pensiamo che una edilizia riqualificata possa trovare e offrire occasioni di lavoro, che è una delle priorità, anzi la priorità di questo momento, per molti nostri concittadini. Un'iniziativa molto interessante da parte del vostro partito, un questionario, 5 minuti per la tua città, può spiegarci di cosa si tratta? Beh, abbiamo sfruttato l'occasione delle primarie, quindi sia la prima votazione sia il ballottaggio, per distribuire agli elettori un questionario semplice fatto di poche domande, in cui potessero esprimere come vedono la propria città e come la vedrebbero migliorata. Diverse centinaia sono state le risposte che abbiamo ottenuto, che adesso elaboreremo e renderemo disponibili sul nostro sito. Esprime soprattutto la voglia delle persone di dire quello che pensano ed è proprio quello che noi intendiamo fare, quindi ascoltare, fare delle proposte, migliorarle e possibilmente avendo come obiettivo comune il miglioramento del benessere delle persone a Sandonà. Ringraziamo il dottor Andrea Cereser, candidato sindaco per il Partito Democratico Sandonatese. Noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con la politica. Grazie.